Dottore Terrana, ecco, dopo 7 anni di processo arriva finalmente l'assoluzione, un caso che sicuramente ha fatto parlare tanta gente e molta gente insomma si è chiesto come mai. Sicuramente abbiamo avuto una grande soddisfazione dalla Corte d'Appello di Palermo di una sentenza che è uscita il 30 di settembre con 47 pagine di motivazione. Tutto nasce sicuramente da una segnalazione fatta da due colleghi che avevano assoldato un fantomatico detective, il quale ha costruito delle false prove. I colleghi si sono naturalmente la farmacia di Gangi, che ce l'ho a 100 metri dalla mia, poi la farmacia San Martino di Porto Empedocle. In corso di processo si sono costituiti anche parte civile, anche la farmacia, oltre alle due farmacie denuncianti, anche la farmacia Russo del quadrivio Spinasanta che si trova vicino alla mia parafarmacia, nonché l'ordine dei farmacisti, e questo è quello che effettivamente dà maggiore rabbia a sottoscritto, in quanto un ordine professionale sicuramente non si può costituire parte civile contro un proprio iscritto, e spendendo dei soldi che sicuramente potevano servire benissimo per fare dei corsi di aggiornamento per gli iscritti, per i non titolari, per tutti coloro i quali fanno parte di questo ordine. Da un punto di vista umano sono stati 7 anni pesanti e duri con rinunce che lei ha fatto. Certo, sicuramente abbiamo fatto anche dei passi indietro, non uscivamo più con gli amici, non facevamo parte più di riunioni istituzionali a cui ero abituato a far parte, e quindi ho dovuto fare dei passi indietro per non mettere in difficoltà nessuno. Dopodiché adesso con la sentenza, quindi, che mi ha ridato quella dignità che i colleghi mi avevano fatto perdere, ecco, sono ritornato nella vita civile quotidiana.